Relativamente ai debiti con il fisco continua la tregua e i pagamenti verranno rinviati. A seguito del Consiglio dei Ministri dello scorso 18 ottobre viene così disposta la proroga fino al 31 dicembre 2020 della sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle di pagamento, del pagamento delle cartelle precedentemente inviate e degli altri atti dell'agente della riscossione. Allo stesso tempo si proroga al prossimo 31 dicembre anche il periodo durante il quale si decade dalla rateizzazione con il mancato pagamento di 10 rate anziché 5, per consentire uno smaltimento graduale delle cartelle di pagamento che si sono già accumulate, alle quali si aggiungeranno quelle dei ruoli che gli enti consegneranno fino al termine della sospensione. È inoltre previsto il differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alle notifiche le cartelle. La misura è stata rivendicata sia dal Movimento 5 Stelle che da Italia Viva, entrambi in prima linea, nei vertici di maggioranza e nel corso del Consiglio dei Ministri per evitare la ripartenza dei pagamenti. Per quest'ultimi è importante continuare a proteggere gli ultimi, chi è più debole, chi ha bisogno di aiuto. Sulla tensione sociale non si scherza. All'opposizione però questo non basta. La Lega è infatti tornata alla carica con un suo cavallo di battaglia, chiedendo fortemente il saldo e straccio, l'azzeramento di tutte le cartelle rimaste sospese. Anche per Forza Italia rilancia invece una pace fiscale e strutturale, misura che è stata chiesta anche da molte associazioni datoriali alla luce di una crisi che rischia di allungarsi ancora per non si sa fino a quando.